Dopo le conseguenze delle alluvioni avvenute tra 2019 e 2020 erano partiti nel 2023 i lavori per la messa in sicurezza del torrente Petronio, 3 lotti con un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro. L'obiettivo è il miglioramento della sicurezza idraulica non solo di Casarza Ligure ma dell'intero comprensorio. Quello in corso è il terzo e ultimo lotto. Stiamo intervenendo nella zona che va, da il Ponte Nuovo, dalla chiesa di San Michele Arcangelo fino ad arrivare a Francolano. È un punto fondamentale perché lì in passato ci sono state delle erosioni e anche delle briglie. Ricordiamo quello che è successo a monte in Bargonasco, abbiamo già sistemato la situazione, quindi vogliamo prevenire proprio anche queste situazioni nella zona di Francolano, che ricordo essere la frazione più abitata di Casarza. Sono al lavoro in questi giorni le ditte incaricate, ci sarà anche una pulizia del fiume che oltre alla mitigazione del rischio migliorerà la visibilità di chi percorre la ciclabile. Quello che volge al termine è stato un intervento esteso e consistente. E questo è l'ultimo lotto, quindi con questo intervento arriveremo fino al confine di Sestri Levante e avremo pulito e mitigato il rischio idrogeologico del torrente Petronio da Battirana fino a Francolano, che è per quanto riguarda la competenza del comune, è il termine.